Nella terra d'Irlanda, dove il vento danza sopra le verdi colline e le nuvole si rincorrono nel cielo, nacque una bambina speciale. Fin dal primo respiro, la sua anima ardeva di una luce che nessuno poteva spegnere. La chiamarono Brigida e il suo destino era scritto nelle stelle. Fin da piccola, Brigida sentiva un amore profondo per tutto ciò che era fragile e bisognoso. Una volta, camminando vicino alla casa paterna, vide un uomo seduto nel fango. Aveva gli occhi spenti e le mani tremavano per il freddo. Il cuore della bambina si strinse in una morsa. Senza esitare, tolse il mantello dalle sue spalle e lo posò su di lui. Il sorriso che illuminò il volto di quell'uomo fu il primo segno che il cammino di Brigida era guidato dall'amore. Quando divenne adulta, decise di consacrare la sua vita a Dio. Fondò un luogo di pace e rifugio a Kildare, dove uomini e donne pregavano e lavoravano insieme. Ogni giorno Brigida si prendeva cura di chi arrivava affamato o disperato. Non negava un pasto a nessuno, anche quando le scorte sembravano esaurirsi. Si diceva che il suo tocco fosse benedetto, che il latte non finisse mai, che il grano rinascesse nelle sue mani. Un giorno un uomo andò a trovarla. Aveva un volto segnato dalla sofferenza. Disse che sua moglie lo respingeva, che il loro amore si era spento come una candela consumata dal tempo. Con voce dolce, Brigida benedisse dell'acqua e gli disse di aspergerla nella loro casa, sulle pietanze, sul letto che condividevano. La mattina dopo, quell'uomo tornò piangendo di gioia. Sua moglie lo aveva guardato con occhi pieni di amore, come nei primi giorni della loro unione. Brigida aveva un legame profondo con la natura. Gli animali la seguivano come se riconoscessero in lei un'amica. Una volta un pazzo uccise la volpe preferita del re. Il sovrano, furioso, minacciò vendetta. Brigida, col cuore colmo di compassione, trovò una volpe nella foresta. Quando la portò alla corte, l'animale danzò davanti al re, giocando e saltando come nessun altro aveva mai visto. Il re, colpito da quella meraviglia, rise per la prima volta dopo molto tempo e perdonò l'uomo che aveva commesso l'errore. Ogni notte, nel luogo che aveva fondato, ardeva un fuoco che non si spegneva mai. Le sue sorelle vegliavano, nutrendo la fiamma con cura e preghiera. Si diceva che quando arrivava la 20ª notte, nessuna mano umana toccava la legna. Eppure al mattino il fuoco brillava ancora, come se fosse stato alimentato da una forza invisibile. Brigida non cercò mai ricchezze, né potere. La sua forza stava nella bontà, nella capacità di donare senza chiedere nulla in cambio. Le persone la amavano perché trovavano in lei un rifugio, un raggio di luce nelle tenebre. Persino sul letto di morte, il suo viso era sereno. Ancora oggi, nelle case d'Irlanda, si intrecciano croci di paglia nel suo nome. Si racconta che in una notte d'inverno, seduta accanto a un uomo sofferente, Brigida prese della paglia dal pavimento e con mani delicate formò una croce. L'uomo, vedendola, chiese il significato di quel simbolo. Con voce dolce, Brigida gli parlò del sacrificio di Cristo, del suo amore infinito. In quell'istante, l'uomo sentì il cuore alleggerirsi e un sorriso illuminò il suo volto. Brigida, luce di misericordia, continua a vegliare su chi la invoca. Ancora oggi, quando il vento soffia forte e la pioggia batte sulla terra, qualcuno sussurra il suo nome, cercando conforto nella sua eterna dolcezza.